Buongiorno e ben ritrovati con Ore 13 Salute. Oggi parliamo delle nuove frontiere della neurochirurgia oncologica, ma non solo. Capiremo meglio quelli che sono gli ambiti di intervento dei neurochirurghi, in particolare al Cafoncello di Treviso. Lo faremo insieme ai nostri graditissimi ospiti, che ringrazio per essere qui con noi, che vado subito a presentarvi. Grazie al dottor Giuseppe Canova, direttore dell'unità operativa neurochirurgia del Cafoncello di Treviso. Buongiorno, dottore. Buongiorno a lei. E buongiorno e grazie per essere qui con noi alla dottoressa Elisabetta Marton, ricercatrice universitaria. Buongiorno dottoressa. E buongiorno a Luca Basaldella, dirigente medico del Cafoncello. Buongiorno dottore, grazie per essere qui. Ricordo invece a voi da casa che potete intervenire in diretta chiamando lo 0422 16 26 798 oppure scrivendo sulla nostra pagina Facebook sotto il post che riguarda proprio la puntata di oggi di Ore 13. Allora, dottor Canova, andiamo subito a presentare, iniziamo dalle origini del suo reparto, del reparto di neurochirurgia, per cui quando nasce, quando insomma diventa un punto di riferimento non solo a livello regionale ma anche al di fuori dei confini veneti. La neurochirurgia di Treviso è nata nel 1984 ad opera e per merito del allora professor Alessandro Carteri, ed è nata come una neurochirurgia da subito aperta a tutti gli ambiti della neurochirurgia, dalla neurochirurgia dell'adulto, cerebrale e spinale, alla neurochirurgia pediatrica. Quindi al professor Carteri è susseguito il professor Longatti, è sempre rimasta una neurochirurgia universitaria, clinicizzata. Recentemente ho indegnamente preso la gestione io, con l'obiettivo di mantenere alta la qualità dell'attività che abbiamo sempre svolto. Non è facile perché sono cambiate un po' le situazioni, però siamo orgogliosi di quello che stiamo facendo e dell'impegno che stiamo mettendo nel nostro lavoro. È una neurochirurgia che tuttora ha un forte aggancio universitario, siamo centro di formazione anche per gli specializzandi dell'Università di Padova e continuiamo ad avere un'attività neurochirurgica completa che comprende sia la chirurgia cranica dell'adulto e del bambino che quella spinale sia dell'adulto che del bambino. E sicuramente è una neurochirurgia che ha bisogno di rafforzarsi in alcuni ambiti, ma lo stiamo facendo con molto impegno. Il fatto che ci sia questa collaborazione con l'università è una spinta in più per guardare poi al futuro. Assolutamente, assolutamente, anche perché la formazione dei giovani neurochirurghi ci aiuta molto noi stessi a mantenere una formazione aggiornata ed elevata. Quindi siamo molto grati anche all'università per questa opportunità che ci dà. È anche un impegno, ma una risorsa, anche perché anche gli specializzandi giocano un ruolo molto importante nel coprire tutto l'ambito sia assistenziale che chirurgico, e quindi per noi è un grosso aiuto. Con gli step di questa crescita del reparto vi è la costruzione del primo neuronavigatore. Ci aiutiamo anche magari con la grafica, con la slide 5 per spiegare che cosa intendiamo, dottor La nostra neurochirurgia è stata la prima neurochirurgia in Europa a ideare e sviluppare un sistema di neuronavigazione. La neuronavigazione altro non è che un aiuto per il chirurgo, soprattutto nella chirurgia cranica, ma recentemente anche in quella spinale, per individuare, per pianificare nel modo migliore l'intervento, per individuare le lesioni e quindi scegliere le traiettorie ideali per raggiungerla col minimo danno collaterale. È stato un punto di grosso orgoglio per noi. Dopo di questo sono subentrate grosse imprese internazionali che ovviamente hanno surclassato quella che era la nostra capacità di sviluppare questa tecnologia, però sicuramente è stato
il punto di partenza per tutto quello che poi è stato sviluppato a livello industriale. Ecco, quando si usa in particolar modo la neuronavigazione? Si usa nelle lesioni difficilmente raggiungibili o molto profonde, oppure nelle quali c'è la necessità di riuscire ad individuare strutture particolarmente delicate e quindi da non toccare, oppure nella pianificazione dell'intervento, cioè quando c'è la necessità di prevedere la strada da percorrere per arrivare alla malattia da asportare. Quindi sia prima di un intervento sia durante l'intervento certo. stesso. Mentre negli anni 90 c'è i primi nell'utilizzo e nell'introduzione della tecnologia neuroendoscopica. In questo caso invece... Anche in questo siamo un po' così particolari, nel senso che l'endoscopia è una tecnica ormai diffusissima. Quello che ci ha sempre caratterizzati è stato l'utilizzo di un endoscopio flessibile rispetto alla stragrande maggioranza dei centri che utilizza invece degli endoscopi rigidi. Ci sono dei limiti che sono legati alle dimensioni dell'endoscopio, che essendo flessibile deve essere un po' più piccolo, ha un canale, diciamo, operatore un po' più ridotto, però offre una non solo maneggevolezza ma anche la possibilità di seguire lesioni o cavità ventricolari in modo molto più accurato che non l'endoscopio rigido. È una nostra particolarità, perché poi in realtà l'endoscopio rigido è più comodo, più semplice da utilizzare e quindi è stato adottato dalla maggior parte delle neurochirurgie. Noi continuiamo ad avere questo strumento fondamentale per moltissime procedure e che ci dà sempre molte soddisfazioni e che speriamo di mantenere. Ecco, noi stiamo vedendo adesso con la grafica quello di cui insomma stiamo parlando. Esattamente. Quindi quella è una visione delle cavità ventricolari, che si chiamano, delle cavità cerebrali che si chiamano ventricoli, e in quel caso si sta utilizzando un endoscopio rigido, non un endoscopio flessibile, però il principio è quello, cioè serve per navigare all'interno delle cavità cerebrali. Ovviamente un endoscopio rigido al limite, che essendo monodirezionale arriva in determinate zone e non oltre. Quello flessibile invece permette di seguire queste cavità in modo molto più accurato e anche più diciamo prudente, nel senso che con la possibilità di fare meno danni. Ecco. Questi strumenti hanno permesso di scoprire molto di più di questa scatola magica che è il cervello, che è rimasto per anni una parte del nostro corpo completamente sconosciuta. Riuscire a vedere le cavità interne del cervello è stata un'innovazione unica, incredibile, ci ha permesso di capire meglio l'anatomia, la funzione, insomma sicuramente è stata una tecnologia che ha cambiato un po' molti modi di approcciare la malattia cerebrale. E anche il vostro lavoro. E anche il nostro lavoro. Non l'ha semplificato, ma sicuramente è stato molto utile. E lei prima faceva riferimento, parlando della nascita del reparto, della collocazione anche pediatrica, al punto che voi insomma siete un centro della rete pediatrica neurochirurgica veneta, quindi sì. Un importante punto di riferimento in tal senso. Il fondatore, il professor Carteri, nasceva proprio come direttore della scuola di specialità di neurochirurgia pediatrica di Padova. E quindi ha trasmesso a tutta la sua scuola una competenza pediatrica di altissimo livello che abbiamo sempre cercato di mantenere. Diciamo che la popolazione pediatrica è una popolazione un po' particolare, molto difficile, richiede non solo delle competenze neurochirurgiche ovviamente, ma di tutto quello che è l'assistenza medica, quindi della pediatria, della rianimazione pediatrica, della psicologia pediatrica. È un ambito molto complesso, non sempre si riesce ad avere la capacità di far fronte a tutte le esigenze della patologia pediatrica, però insomma ci stiamo provando, mi pare che i risultati siano molto confortanti. Chiedo alla regia di mandare in onda la slide che vedo nel mio monitor, la slide 1, che
riproduce la cartina insomma, della Marca Trevigiana, dove vediamo Treviso bene in evidenza e poi collegata a vari altri comuni trevigiani, ma non solo, perché vediamo Belluno. Insomma, Treviso è un punto di riferimento, stando a questa cartina, dottor Canova. Negli ultimi anni il territorio che fa riferimento alla neurochirurgia trevigiana è decisamente ampliato. Con Belluno c'è un rapporto molto particolare perché prestiamo un servizio quotidiano. Fino a qualche anno fa, fino a un paio d'anni fa, era un servizio che copriva le 24 ore, per cui c'era un neurochirurgo sempre presente, si operava. C'è stato un periodo di difficoltà di organico, per cui non eravamo più in grado di far fronte a questo impegno. Ci stiamo tornando. Adesso penso che per fine anno ritorneremo ad avere un servizio un po' più capillare, un po' più presente, e anche con la possibilità probabilmente di ampliare anche la nostra casistica chirurgica. È un impegno enorme, perché vuol dire che un neurochirurgo deve spostarsi ogni giorno per andare a coprire le 24 ore su a Belluno, e capisce che gestire una situazione neurochirurgica da soli non è sempre facile, richiede una grossa competenza, una grossa professionalità. Ci fermiamo per qualche minuto di pubblicità e poi torniamo a parlare degli ambiti di intervento della neurochirurgia tra poco. Di nuovo in diretta con Ore 13 Salute, stiamo parlando di neurochirurgia. Tra le varie voci della carta d'identità di questo reparto ne manca una molto importante, dottoressa Marton, ovvero la collaborazione a livello europeo, quindi la vostra collocazione all'interno di un panorama molto più ampio che quello dell'Unione Europea. Certo, perché noi come ospedale abbiamo istituito un gruppo neuro-oncologico che vede specialisti diversi che collaborano assieme nella gestione dei pazienti affetti da tumore cerebrale. Quindi in primis siamo noi neurochirurghi, ci sono i neuroradiologi, i radioterapisti, gli oncologi, gli anatomopatologi, e tutti collaboriamo nella gestione di questi pazienti. Quindi abbiamo istituito non solo un gruppo di discussione, di ricerca per gli specialisti, ma anche un ambulatorio neuro-oncologico che è di riferimento per i pazienti, perché pazienti così complessi abbiano una struttura anche fisica a cui rivolgersi, nella quale trovano contemporaneamente specialisti di diversa natura a cui fare le domande e a cui rivolgersi in caso di complicanze, di difficoltà. Il gruppo neuro-oncologico funziona quindi sia nella pratica clinica per la gestione dei pazienti e anche con vari progetti di ricerca, e collaboriamo anche con l'EORTC, che è l'Organizzazione Europea per la ricerca e il trattamento del cancro, per esempio nei protocolli di sperimentazione di farmaci, che sono una parte molto importante della ricerca. Treviso, come lei ha anticipato prima, è sempre stato connesso all'Università di Padova, di cui io faccio parte, e quindi personalmente, anche con gli specializzandi e i miei colleghi, manteniamo questo aggancio sia per quanto riguarda la formazione e anche la ricerca, che nell'ambito oncologico è fondamentale. L'oncologia, per quanto riguarda Treviso, costituisce un settore molto importante. Noi operiamo sui 250 casi all'anno di tumori che ovviamente hanno un grading diverso, sono tumori in genere molto complessi, e attraverso una neuroradiologia che collabora con noi in maniera eccellente
paziente con una diagnostica quindi avanzata, con un'anatomia patologica, che al giorno d'oggi ha sviluppato tecniche di diagnostica molecolare molto fini, per cui riusciamo a dare una collocazione di ogni singolo tipo di lesione all'interno di un panorama molto ampio, in modo tale che i pazienti riescano ad avere una fase di cura, si dice adiuvante, chemioterapica, radioterapica ad hoc, legata ad ogni singolo caso. Quando si parla di diagnostica molecolare, che cosa intendiamo, per chi da casa ci sta guardando, che mastica poco di termini medici? Proprio un'analisi proprio a livello del DNA, delle singole mutazioni di certi marcatori tumorali, in modo tale che abbiamo proprio un'etichetta ben specifica che distingue ogni paziente dall'altro e che permette anche una terapia individuale specifica. Questo significa che per un determinato tumore, cioè non tutte le forme di tumore, anche se vengono denominate nello stesso modo, sono trattate nello stesso modo da paziente a paziente. Ognuno di noi ha risponde anche in modo diverso poi al trattamento. Certo, e sono molto importanti per indirizzare i singoli trattamenti e poi anche per quanto riguarda la prognosi e per i programmi futuri di ogni singolo paziente. Dottor Canova, ne abbiamo già anticipato nei vostri interventi, ma quali sono i campi di intervento, scusate il gioco di parole, della neurochirurgia, non solo oncologica, ma ci sono molti altri settori nei quali voi siete chiamati in causa? Ovviamente la parte oncologica è quella che nella maggior parte dei casi ha la parte del leone, peraltro ci sono degli ambiti molto più super specialistici come la neurochirurgia vascolare per il trattamento degli aneurismi, delle malformazioni vascolari, della pediatrica abbiamo già parlato, non c'è solo l'oncologica, c'è anche la malformativa, quindi le craniostenosi, i difetti diciamo congeniti di crescita, la chirurgia spinale, perché grossa parte della neurochirurgia è anche data dalla traumatologia cranica e spinale, ma anche dalle malattie degenerative della colonna vertebrale. Il trattamento delle malattie degenerative del sistema nervoso, in particolare il Parkinson o le discinesie motorie, l'epilessia, certamente. Insomma, una vasta... Il campo è molto vasto. Di fatto copriamo praticamente tutto l'ambito neurochirurgico. Ci sono alcuni tumori, ad esempio i tumori dell'angolo pontocerebellare, si chiamano, il più tipico è il neurinoma del nervo acustico, che è un tumore che per sede, per collocazione, comporta delle sfide chirurgiche piuttosto onerose e ponderose, ed è uno degli interventi che fa parte del nostro pacchetto e che, diciamo, del quale siamo abbastanza orgogliosi. Andiamo nello specifico, allora vediamo magari i vari settori. Dottor Basaldella, lei ha fatto adesso riferimento, dottor Canova, alla patologia vascolare, e qui entra in gioco questa collaborazione di cui aveva accennato la dottoressa Marton tra il neurochirurgo e il neuroradiologo. Si lavora in squadra, molto spesso più figure lavorano in squadra quando si parla del vostro campo. Sì, questa è sicuramente una delle peculiarità della nostra disciplina, che da sola sarebbe molto limitata se non avessimo questa possibilità di accedere a un gioco di squadra che, come avete sentito, si gioca su più fronti. Quello della patologia vascolare è sicuramente uno dei campi più importanti in cui questa collaborazione stretta è necessaria al fine di assicurare al paziente quella che è la diagnostica e il miglior trattamento possibile. Ogni anno noi trattiamo circa una cinquantina di casi di aneurisma cerebrale che possono presentarsi sia in condizioni critiche dopo la rottura, piuttosto che in condizioni, diciamo così, di riscontro incidentale sui quali bisogna decidere se trattare ed eventualmente come trattarlo. Il nostro gruppo ha una collaborazione molto forte perché nella nostra azienda sussiste questo dualismo di possibilità terapeutiche, cioè
parte chirurgica ovviamente o la gestione endovascolare che è a carico dei specialisti e dei neuroradiologi, e quindi noi ci confrontiamo costantemente ogni volta che dobbiamo gestire un caso sia in fase di emergenza che in fase, chiamiamola così, elettiva, a seconda di come sono, diciamo così, fatti anatomicamente, a seconda delle condizioni del paziente, a seconda di quali sono l'età, le comorbidità, decidere assieme qual è il trattamento migliore per quel paziente in quelle condizioni e in quel momento. Insomma. È sicuramente una super specialità all'interno della nostra disciplina, richiede un grosso sacrificio perché spesso e volentieri non decidiamo noi quando arrivano questi pazienti, ma ci piovono dall'alto, a volte anche più di uno nella stessa giornata, e quindi questo chiaramente può mettere diciamo così, un attimo in crisi il sistema, perché richiede ovviamente che i trattamenti vengano eseguiti nel più breve tempo possibile, quindi spesso ci troviamo anche, anzi molto spesso di notte, a fare questi interventi. Insomma. E c'è un'altra, diciamo così, parte di questa patologia vascolare che è quella delle malformazioni arteriovenose cerebrali, un settore ancora più complesso del trattamento degli aneurismi, e anche qui è essenziale la collaborazione con i neuroradiologi, perché attraverso gli studi angiografici loro sono in grado, diciamo così, di deafferentare, cioè di entrare all'interno di questi vasi della malformazione iniettando della colla, detto molto semplicemente, per cercare di ridurre l'afflusso di sangue e facilitare la vita al chirurgo quando eventualmente sia costretto ad affrontare chirurgicamente. Queste tecniche si sono sviluppate sicuramente in modo importante negli ultimi 20 anni e sempre più raffinate, e hanno concesso chiaramente anche di poter avere degli outcome, cioè dei risultati chirurgici post-operatori che non sono comparabili a quello che erano prima dell'avvento di queste possibilità terapeutiche. Tornando invece alla patologia oncologica, dottoressa Marton, che cosa intendiamo per ambulatorio mio nell'accoglienza del paziente? È quello di cui accennavo prima, è un ambulatorio multidisciplinare integrato, di cui fanno parte i neurochirurghi, oncologi, radioterapisti e anche i neurologi, che spesso possono essere loro che hanno il primo contatto col paziente, e in questa sede viene gestita la diagnosi, viene comunicato al paziente il tipo di trattamento adeguato, e poi eventualmente dopo un trattamento chirurgico il paziente viene comunque seguito per le terapie future, ed è comunque un punto di riferimento sempre presente per questa tipologia particolare di paziente. Si lavora sull'aspetto psicologico Anche, certo, non solo dei pazienti, anche dei familiari. Quindi per il paziente diventa una seconda famiglia, il medico e tutta la struttura diventa un punto di riferimento importante, perché sa che a quelle persone può rivolgersi e sapere che cosa gli sta succedendo. Anche fisicamente, nel senso che all'interno dell'ospedale non è più costretto a migrare da un reparto all'altro, ma in quella sede hanno tutte le persone che conoscono e si sentono un po' più protetti come ambiente. E sempre restando in campo oncologico, ci può spiegare meglio quando si parla di approcci endoscopici transnasali? Abbiamo anche il supporto della slide 10 per capire un po' meglio, insomma, di che cosa e in che casi viene utilizzata questa tecnica, dottoressa Martoni. Certo, la via transnasale, che correttamente si definisce transnasosfenoidale, è una tecnica che permette attraverso il naso di raggiungere la base del cranio, e in particolar modo una regione che è la regione sellare e parasellare. Quindi una tipologia di tumori cerebrali, che sono soprattutto gli adenomi ipofisari, possono essere approcciati attraverso degli interventi chirurgici che, anziché prevedere la via craniotomica, cioè attraverso la scatola cranica, possono prevedere questa seconda via, che è meno invasiva, non priva di rischi
comunque, però è una via alternativa che agevola molto sia l'atto chirurgico e anche il decorso del paziente. Attraverso questa strada ci sono anche altri tumori che possono essere approcciati, da meningiomi a craniofaringiomi, quindi vari tumori che interessano la base del cranio. Abbiamo una domanda da casa scritta sulla nostra pagina Facebook. Una nostra telespettatrice chiede: ho sentito parlare di tecniche di chirurgia mini-invasive che permettono di intervenire su tumori con dei risultati fino a poco tempo fa impensabili, è così? La chirurgia oncologica è una chirurgia che attualmente prevede l'utilizzo combinato di varie metodiche per renderla mini-invasiva, dal neuronavigatore di cui accennava il dottor Canova, all'utilizzo del microscopio operatorio, all'utilizzo dei monitoraggi neurofisiologici, che sono un controllo costante dell'attività elettrica cerebrale, in modo tale da identificare le aree nobili che vengono così risparmiate durante l'atto chirurgico. Si possono utilizzare dei farmaci che rendono il tumore fluorescente, dalla fluoresceina al 5-ala, in modo tale che così visivamente anche abbiamo una maggiore definizione dell'area neoplastica. Quindi tutte queste metodiche integrate permettono di avere una maggiore selettività sulla lesione, riducendo il rischio di danni. Abbiamo una telefonata da casa, pronto? Buongiorno. Buongiorno. Prego. Mi chiamo Perinotto Giovanni e ho fatto un intervento a un neurisma alla parte alta, ma non sono riusciti di farmi l'intervento perché per puro caso il primario che doveva operarmi quella notte è venuto un neurisma. Sì, non un neurisma, che è venuto un ictus, e sono stato trattato da altre persone, ma non hanno potuto riuscire a fare l'intervento. A questo momento qua non so più cosa fare, perché non sono a contatto più con nessun primario, con più niente. Cosa devo cominciare a fare di nuovo, per favore? Beh, il consiglio che posso darle è di prenotare un appuntamento presso di noi o presso la neurochirurgia che lei ritiene più adeguata per l'ambiente in cui abita, in modo da riprendere in mano un po' tutta la situazione, capire esattamente di che tipo di malformazione si parla. Sicuramente le prospettive terapeutiche, sì, insomma, siamo in grado di offrirgli nel modo migliore. Dell'anno scorso non sono più a contatto con nessuno mi ha detto faccia questo, faccia quello. Le consiglierei di farsi fare dal suo medico curante una richiesta di visita neurochirurgica. Grazie. Grazie dottor Canova e grazie al nostro telespettatore, al quale facciamo naturalmente tanti auguri. Adesso ci fermiamo per qualche minuto di pubblicità, tra poco. Tra i campi super specialistici di intervento vi è quello del trattamento della nevralgia trigeminale. Abbiamo anche un supporto della slide 11 per aiutarci a capire un po' meglio di che cosa parliamo. Intanto iniziamo subito a capire che cosa si intende per nevralgia trigeminale. Allora, la nevralgia trigeminale è sicuramente una patologia molto più frequente di quello che pensiamo. E si tratta sostanzialmente di una sindrome dolorosa della faccia che può interessare generalmente un emivolto, quindi non interessa tutta la faccia ma solo un lato della faccia, e che può localizzarsi nella prima, nella seconda o nella terza porzione della faccia. Come stiamo vedendo insomma in questa sì. foto. E chiaramente a seconda di quella che è la distribuzione topografica del quinto nervo cranico, che viene chiamato trigemello apposta perché ha queste tre branche. Allora, in alcuni casi molto selezionati si è visto che il motivo di questo attacco doloroso è un conflitto tra l'arteria e il nervo che stanno dietro nel cervelletto. Non è che tutte le nevralgie trigeminali
siano sostenute da questo tipo di alterazione, che è un'alterazione puramente anatomica. Però in alcune situazioni, attraverso degli studi di risonanza magnetica piuttosto approfonditi, è possibile ipotizzare che vi sia questa alterazione. Quindi mi perdoni, si nasce con questo problema, non è dovuto a fattori esterni, ma è dovuto alla conformazione? È una variante anatomica, e con l'andare del tempo, sì, attraverso questa pulsazione continua che l'arteria dà sul nervo, ne crea progressivamente una piccola lesione, per cui il nervo comincia a scaricare, diciamo così, elettricamente, dico in modo molto semplice, e comincia a manifestarsi questa sindrome clinica, che in alcune situazioni può essere drammatica, perché se è pur vero che quando avviene la diagnosi di nevralgia trigeminale il primo trattamento è il trattamento medico con farmaci, non è che si va chiaramente subito a pensare a un intervento chirurgico, ci sono delle situazioni dei pazienti che non rispondono a farmaci o cominciano ad arrivare a dei dosaggi di farmaci talmente elevati da diventare tossici. A Treviso, diciamo così, la collaborazione che c'è in questo campo avviene con i nostri colleghi della terapia antalgica, che seguono sicuramente queste patologie di nevralgie trigeminali. Quando, diciamo così, alcune situazioni rischiano di sfuggire di mano perché tutte le manovre terapeutiche, chiamiamole così, conservative, non riescono a far star bene questi pazienti, a quel punto, se gli esami radiologici confermano questo elevato sospetto, si può procedere chirurgicamente ad arrivare chiaramente alla radice di questo nervo e separare proprio in modo molto semplice questa arteria dal nervo interponendo un piccolo cotonino in modo che non rimanga più appoggiato. E questo intervento dà dei risultati incredibili. È chiaro che va molto selezionato, ma passi da persone che arrivano con le barbe lunghe perché non riescono neanche più a farsi la barba dai fastidi che hanno, a gente che quando si sveglia dall'intervento gli puoi dare un buffetto qua e non sentono più niente. Insomma, ecco, quindi chiaramente casi molto selezionati, ma un intervento che è di grande soddisfazione per i pazienti. Insomma. Cambia la vita, insomma, alle persone. Cambia la vita, sì. Abbiamo un'altra telefonata in linea, pronto? Buongiorno. Pronto? Buongiorno. Prego, sì? Buongiorno, ci dica tutto. Buongiorno, sono Masetto Dante, il marito della moglie Danesine Loredana, che è stata operata 2 mesi fa, là in neurochirurgia a Treviso. Stavo seguendo la vostra trasmissione così che ho avuto occasione di conoscere i dottori e volevo solo ringraziarli per il reparto di neurochirurgia eccezionale che c'è di Treviso. Mia moglie è stata operata a un meningioma al nervo ottico e 2 mesi fa ne è uscita adesso che è perfettamente guarita. In 2 mesi si è rimessa in regola benissimo, da cose impensabili. Ringraziare soprattutto l'equipe medica del professor Moro che mi ha operata, poi da fare un grosso complimento di cuore perché veramente operano bene, dignitosamente bene, anche per l'accoglienza umana che hanno avuto sia prima dell'intervento che dopo l'intervento. Sono dei gioielli di medici che veramente meritano un elogio. Grazie, ringrazio io, ma passo la parola al dottor Canova, perché quando si parla spesso di sanità che non funziona, quando si sente invece in realtà la sanità funziona e questa telefonata è l'emblema, insomma, dottor Canova, fa piacere, ripaga degli sforzi e delle fatiche. Ovviamente sono io che devo ringraziare il Signore perché ricevere complimenti per quello che si fa non è comune, è una rarità, però è uno dei motori che ci aiuta ad andare avanti cercando di fare sempre il nostro lavoro al meglio. Quindi grazie infinite a lei che ha telefonato per esprimere queste sue considerazioni. Approfittiamo della telefonata, dottoressa Marton, il signore faceva riferimento ad un tipo di tumore, giusto? Certo. Di che tumore si trattava esattamente? I meningiomi sono dei tumori che originano, secondo il nome, dalle meningi, no? Quindi dai rivestimenti dell'encefalo. Generalmente sono dei tumori benigni o perlomeno con un'aggressività limitata, però
siccome la scatola cranica non è espandibile, ovviamente sono delle lesioni che occupano spazio e spesso nella loro crescita vanno a comprimere delle strutture nobili, in questo caso il nervo ottico, creando dei gravissimi problemi. Possono andare a comprimere le aree motorie, quindi i pazienti potrebbero avere delle crisi epilettiche, potrebbero avere un danno motorio controlaterale, quindi sono dei tumori subdoli che tante volte sono delle vere sfide dal punto di vista oncologico, perché l'asportazione radicale diventa estremamente complessa. E poi ci sono tanti casi, per fortuna, come nel caso della signora, in cui abbiamo grosse soddisfazioni e i pazienti ritornano dei pazienti sani. Dottor Canova, parliamo dei neurinomi del nervo acustico. In questo senso sono altre lesioni sempre benigne che nascono più precisamente dal pacchetto acustico facciale. Il nervo acustico esce dalla scatola cranica attraverso un canale osseo, ma assieme al nervo facciale. Quindi di fatto sono 3 i nervi che entrano nello stesso canale osseo, che sono il nervo per l'udito, che si chiama nervo cocleare, il nervo vestibolare, che è quello che regola un po' la funzione dell'equilibrio, e appunto il nervo facciale, che è il nervo che porta la mobilità, l'espressione del volto, quindi la mobilità ai muscoli della faccia. Queste lesioni possono preferenzialmente crescere all'interno del nervo cocleare e quindi del nervo deputato all'udito, ma possono nascere anche dal nervo facciale, rarissimamente dal nervo vestibolare, o meglio al contrario, più comunemente dal nervo vestibolare, ma che proprio per la sede e per il fatto che questi nervi corrono assieme può, crescendo, compromettere la funzione dei nervi vicini. Sono lesioni molto particolari per la sede, che è una sede molto critica, perché è un ambiente molto ristretto, dove ci sono tante strutture importanti che, se danneggiate, possono creare dei danni molto gravi. E molto difficili perché sono molto profonde, quindi difficili da raggiungere anche tecnicamente, e appunto molto delicate. La capacità di riuscire a preservare la funzione del nervo facciale è spesso la sfida principale. Purtroppo non è sempre possibile salvare l'udito, anche perché spesso sono lesioni che arrivano alla nostra osservazione quando hanno già un volume piuttosto consistente. Però se prese con un certo anticipo, con una certa precocità, c'è una buona probabilità di salvare sia il nervo facciale che una parte quantomeno della funzione uditiva. Non sono fortunatamente molto frequenti, ovviamente il primo specialista che arriva alle diagnosi non siamo noi, ma sono gli otorini, perché il primo disturbo è appunto la perdita dell'udito progressiva o quantomeno disturbi correlati all'udito. E quindi anche per questo tipo di patologie c'è sempre la necessità di avere un gruppo che lavori in sinergia, quindi un gruppo multidisciplinare che deve comprendere noi, ma anche gli otorini, deve comprendere i neuroradiologi. Sono delle grosse sfide, sono probabilmente fra le patologie più complicate da approcciare, ma insomma proprio perché non sono così frequenti, per fortuna riusciamo ad essere abbastanza solerti nel trattarle. Comportano interventi molto lunghi, perché si parla di diverse ore di intervento, dalle 6 a 8 ore, poi dipende anche dalla dimensione, e quindi sono sempre comunque una sfida importante. Ci sono le possibilità alternative alla chirurgia, in particolare la radiochirurgia, che è una tecnica di irradiazione molto particolare che collima, diciamo, l'energia radiante in un unico punto ben preciso. Il limite di questa tecnica sono le dimensioni della lesione, che non possono essere superiori a 2,5 cm,
e il fatto che la malattia si presenti in forma cistica, cioè che abbia all'interno delle concamerazioni liquide. Queste sono le due condizioni, cioè la dimensione e la presenza di queste cisti, che impediscono la radiochirurgia. Ovviamente tanto più piccoli sono, tanto più facile è preservare i nervi. Purtroppo spesso invece a noi arrivano lesioni molto grandi, per le quali quindi la possibilità di riuscire a salvare queste funzioni non è per niente scontata, anzi. Ci fermiamo ancora per qualche minuto di pubblicità, tra poco. Rieccoci in diretta, abbiamo subito una telefonata. Pronto, buongiorno. Sì, buongiorno, sono Marina da Pederoba. Prego. Senta, io volevo chiedere al professor Canova, volevo dirle, ho avuto l'herpes zoster alla fronte e mi è rimasta la nevralgia post-erpetica sulla prima branca del trigemino. Ce l'ho da 6 anni, ho provato un sacco di farmaci ma non rispondo a neanche uno e dei farmaci addirittura non riesco proprio a sopportarli. Mi fa male sopra l'arcata sopraccigliare, una parte della fronte fino a metà testa, dalla parte destra. Niente, volevo chiederle se c'è qualcosa che si può fare o magari rivolgersi direttamente alla neurologia del Cafoncello. Mi scusi, ma sono emozionata. Grazie signora. Dottor Canova. Ma guardi, da un punto di vista chirurgico purtroppo non ci sono possibilità. Sicuramente il centro di terapia del dolore e a Treviso c'è un buon centro, può esserle di grande aiuto. Le consiglierei effettivamente di appoggiarsi in prima istanza a un neurologo. La terapia del dolore, quindi il rivolgersi al centro di terapia del dolore, dovrebbe essere la tappa immediatamente successiva. Io confido che possano trovare una soluzione al suo problema. Purtroppo non è sempre facile, però le possibilità ci sono. Grazie, dottor Canova. Questo bruciore continuo. Scusi signora, non ho capito. Sento sempre questo bruciore continuo, non riesco a appoggiare la testa, non riesco a toccarmi, non riesco... Immagino signora, sono sintomatologie che condizionano pesantissimamente la vita quotidiana e me ne rendo ben conto. Purtroppo un po' la nevralgia trigeminale è simile a quella che sta soffrendo lei, per cui conosciamo bene tutti i risvolti negativi che nella vita di tutti i giorni queste sintomatologie possono determinare. Però ecco, sia fiduciosa che le possibilità terapeutiche ci sono, vanno un po', diciamo, commisurate al tipo di problema specifico. Sì. La ringrazio. Tanti auguri signora. Auguri signora, grazie dottor Canova. Dottor Basaldella, per quanto riguarda invece le correzioni delle malformazioni congenite, in questo caso come si interviene chirurgicamente? Anche questo è un ambito super selettivo della neurochirurgia pediatrica, che è un ambito che così è coltivato dalla nostra collega, la dottoressa Mazzucco, che è diventata una grossa esperta in questo tipo di trattamento. Anche in questo caso trattamenti combinati con i colleghi della chirurgia maxillofacciale, quindi c'è sempre, come vede, questo tema della collaborazione che ritorna molto frequentemente. Sono situazioni piuttosto rare in cui generalmente per una precoce saldatura delle ossa craniche si possono proprio determinare delle anomalie estetiche anche piuttosto vistose e che necessitano chiaramente di essere corrette chirurgicamente. La chirurgia di queste malformazioni è una chirurgia di frattura cranica.
perché il vantaggio del bambino è quello che riossifica molto velocemente, per cui diciamo così è una chirurgia che prevede lo spostamento di porzioni delle ossa craniche attraverso i nostri strumenti che vengono riappoggiate sul cervello e gradualmente poi, a volte attraverso anche l'uso di caschetti correttivi per, diciamo così, garantire un rimodellamento cranico, consentono di ritornare ad avere delle condizioni estetiche assolutamente normali. Ci sono poi delle forme sindromiche molto rare che vengono trattate in bambini che hanno dei crani a trifoglio piuttosto che microcrani. Diciamo che sicuramente sono delle patologie estremamente rare, in cui ancora di più è importante la collaborazione multidisciplinare, perché possono richiedere anche, diciamo così, non solo la necessità di rimodellare il cranio, ma essendoci una disproporzione tra cranio e faccia, anche la necessità eventuale di correggere le anomalie facciali per ridare, diciamo così, una sagoma adeguata al bambino, insomma. Abbiamo pochi secondi, anzi abbiamo già finito il tempo a disposizione, però dottor Canova lascio l'ultima battuta a lei per quanto riguarda la Onlus Vitac. Che cos'è? Eccola qua. Ecco, questo è un nostro orgoglio. Abbiamo fondato una fondazione che si chiama appunto Vitac, che Vivere insieme il tumore al cervello. È l'organizzazione che ci consente, attraverso le donazioni private, di avere dei fondi a disposizione per la formazione, soprattutto degli specializzandi, ma anche per poter mantenere noi stessi sempre il più aggiornati possibile, di poter partecipare a convegni, di poter organizzare convegni o corsi. È un'organizzazione appunto che serve per mantenere costante la formazione e il miglioramento dell'offerta che noi possiamo offrire all'utenza. Quello che si vede in diapositiva è il nostro biglietto da visita. Facciamo parte delle Onlus e quindi del famoso 5 per 1000 e speriamo che non è ancora molto conosciuta, ma possa essere conosciuta sempre di più, perché le donazioni private stanno diventando sempre di più una fonte essenziale, diventando sempre meno purtroppo disponibili le case farmaceutiche o le ditte produttrici di strumenti medicali per aiutarci appunto nella onerosa attività della formazione continua. Grazie al dottor Giuseppe Canova, grazie alla dottoressa Elisabetta Marton, grazie a Luca Basaldella, grazie per essere stati qui con noi dottori, grazie a voi per averci seguito, buon proseguimento di giornata, arrivederci.